Mancano 45 secondi alla partenza della sesta corsa del pomeriggio bolognese. Il premio microonda, sono in pista 8 puledri di 2 anni, vincitori da 2 a 11.000 euro nella carriera. Puledri di sicura qualità, favorita la scuderia di Mauro Prospero con Kenka F, principale esponente della scuderia, la leva di Walter Zanetti, una figlia di Man of Many Mission dall'ottimo motore. La spalla di scuderia è Loyal Cash per il training di Massimo Compagno, interpretato da Giampaolo Minnucci. Ha già fatto seconda alla prima corsa con Corsaro Black, questa Connection. Proveranno ad andare quantomeno per un piazzamento con il figlio di Bold Eagle. Le alternative sono Sherivit, Carlos Di Ruggi e Camelia Griff, gli altri a quote più alte. Si va in partenza con allora la sesta corsa premio microonda puledri di 2 anni. Al via l'1 Carlos Di Ruggi, Gianni Targhetta, 2 Camelia Griff, Giuseppe Lombardo Junior, 3 Kenka F, Andrea Farolfi, 4 Sherivit, Roberto Vecchione, 5 Cleveland Kampf VP dell'Annunziata, 6 Capovento Pax Salvatore Valentino, in seconda fila 7 Loyal Cash Giampaolo Minnucci, 8 Coffee Call Antonio Greppi. Parte piano Cleveland Kampf, che ha avuto un po' di problemi in fase di allineamento. Si parte con Kenka F che cerca di scavalcare Camelia Griff. All'imbocco della prima curva Kenka F scende lungo i birilli nei confronti di Camelia Griff, all'esterno Sherivit, lungo la corda c'è Carlos Di Ruggi a precedere Coffee Call. Capovento Pax, che è rimasto all'esterno, avanti a Cleveland Kampf, chiude in coda Loyal Cash, 14 per i primi 200 metri di Kenka F, che è andata davanti prendendo ottima partenza e guida il gruppo nei confronti di Camelia Griff. Poi Sherivit, che è scesa terza alla corda avanti a Carlos Di Ruggi, risale all'esterno Cleveland Kampf, portandosi alle spalle Loyal Cash. Il primo quarto della battistrada passato in 29,2, il completamento dei 600 in 45,7, netta la stoppata lungo la curva di sinistra, un paletto in 16,5. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Kenka F che guida nei confronti di Camelia Griff. Capovento Pax allo scoperto, Loyal Cash in pariglia. Terza lungo la corda è Sherivit, va a cogliere la terza pariglia esterna Carlos Di Ruggi, lasciando alla corda Coffee Call e Cleveland Kampf alla retroguardia. 1 minuto e 9 decimi per gli 800 metri iniziali. Il gruppo completa il chilometro in 1:16,5. Kenka F, che è sempre in vantaggio, sembra voler ora allungare, si muove in terza ruota Loyal Cash per andare in aggiramento sul calante Capovento Pax. Camelia Griff, che è sempre lì alle spalle della battistrada, così come Sherivit, poi Carlos Di Ruggi e Coffee Call. La dritta di là passata in 14,7 in accelerazione da Kenka F, che ha preso 1,5 a Camelia Griff. Loyal Cash richiesto al largo, poi Sherivit e Carlos Di Ruggi che prova a venire a fare l'arrivo. L'ultima curva che Kenka F passa in 15 spaccato, entra in retta arrivo in chiaro vantaggio, è richiesta Camelia Griff per andargli dietro, ha staccato Kenka F che le ha persi per la pista. Kenka F che vince nettamente nei confronti di Sherivit, che sul palo ha ragione di Camelia Griff, Loyal Cash e Carlos Di Ruggi finiti vicini. 1:15,3 il ragguaglio cronometrico, il successo per Kenka F, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, i colori del signor Mauro Prospero. Il successo per la figlia di Man of Many Mission. Un altro successo per Kenka F, che oggi ha mostrato anche di saper partire forte, è andata al comando, ha amministrato le operazioni e ha vinto staccando sugli avversari senza alcun problema. Corre molto bene al secondo Sherivit a battere Camelia Griff, che prende il terzo. 3:42 l'ordine d'arrivo della sesta corsa. Il successo per Kenka F, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, Mauro Prospero.